dei pastori. Ad Abud, villaggio cristiano vicino Ramallah, la comunità locale risponde alle difficoltà quotidiane con segni concreti di vita. Dal 10 al 15 luglio presso il convento dei frati minori cappuccini a Gerusalemme, la segreteria per la formazione e gli studi ha organizzato una settimana di corso per i formatori francescani. Gerusalemme ha ospitato il corso Jewish, Christian and Muslim Relations, People, Text and Land, dedicato al dialogo ebraico-cristiano-musulmano. Il 15 luglio è una delle feste più importanti per la custodia. I frati e i fedeli si riuniscono al Santo Sepolcro per la solennità della dedicazione di questa chiesa, consacrata nel 1149 nella sua configurazione attuale. Nei giorni precedenti, cavalieri e dame del Santo Sepolcro sono venuti dalla Spagna per contribuire ai lavori di pulizia della chiesa. Quest'anno abbiamo la fortuna di avere presenti tra noi alcune dame e alcuni cavalieri del Santo Sepolcro che vengono dalla Spagna e loro si sono generosamente offerti per venire a preparare la chiesa per questa grande solennità. I 10 volontari hanno pulito con cura i 6 candelieri del 1874, mentre le visite di pellegrini e turisti riprendono piano piano a popolare questo luogo. Chi ci ha voluto
non siamo venuti di nostra iniziativa e che cosa si attende dalla nostra vita. Chi ci ha voluto è facile, dargli un volto è Lui, il Padre, e ciò che vuole da noi è la nostra realizzazione personale e il nostro amore. Per celebrare degnamente allora questa Eucaristia, il Padre ci soccorra con la sua grazia e il suo perdono. Signore, che alla donna peccatrice hai donato la tua misericordia, Kyrie eleison. Cristo, che al ladrone pentito hai promesso il paradiso, Christe eleison. Signore, che a Pietro hai offerto il tuo perdono, Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, tu che togli i peccati. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Preghiamo. O Padre, fonte di sapienza, che in Cristo ci hai svelato il tesoro nascosto e ci hai donato la perla preziosa, concedi a noi un cuore saggio e intelligente, perché fra le cose del mondo sappiamo apprezzare il valore inestimabile del tuo regno. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal primo libro dei Re. In quei giorni a Gabaon il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse:
Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare. Ecco, faccio secondo le tue parole, ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Grazie a Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno, poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati ad essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alleluia, alleluia, alleluia. Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno. Alleluia, alleluia, alleluia. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compera quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grandissimo valore, va, vende tutti i suoi averi e la compera.
è parola del Signore. Miei fratelli e sorelle, Vangelo di Matteo che abbiamo letto ci presenta due parabole brevissime, ma di un valore morale molto pregnante. Matteo conclude il secondo discorso di Gesù in parabole, capitolo 13, per chi maneggia un po' il Vangelo, capitolo 13, che riguardano il regno di Dio. Le due parabole che abbiamo appena letto, un tesoro incontrato in un campo occasionalmente, la perla preziosa cercata con passione da un commerciante di perle e finalmente trovata con gioia immensa. Non dobbiamo dimenticare che il regno di Dio è la bella notizia che Gesù ci ha fatto conoscere e che Lui ha realizzato con la sua presenza. Questa notizia, dono del Padre, per ogni vero credente è una notizia consolantissima, perché sa il contenuto di questo messaggio. Dio ama immensamente l'uomo e lo vuole felice anche in questo mondo, nonostante tutte le disavventure che possono sorgere. Per questo la proposta di Gesù è un invito premente ad accogliere con interesse la salvezza che il Padre offre con gratuità a tutti i suoi figli. E noi stupidamente la rifiutiamo spesso. È un dono del Padre, tutto gratuito per la nostra felicità e per la nostra salvezza. La parabola prima, raccontata da Matteo, ci ricorda un contadino che per caso scopre in un campo un grande tesoro. Capisce subito che si tratta di una scoperta unica, non capita tutti i giorni, del tutto occasionale, nessuno gli ha detto che era no, l'ha trovata. Perché l'ha trovata, qualcuno l'ha condotto. Allora nasconde il tesoro che ha trovato e vende tutto quello che possiede per comprare quel campo. Il valore del tesoro è inestimabile e per questo vale la pena impegnare tutto pur di non perdere il campo con quel tesoro. Noi per caso faremmo diversamente? No, credo. Dio questo tesoro, la salvezza, lo offre a tutti gli uomini senza alcun merito, senza alcun diritto. Quando il Padre ci viene incontro è sempre un incontro nella gratuità, sempre. E se no non ci capiamo niente del Padre. C'è però un comportamento da assumere subito per assicurare questa opportunità. Chi ha scoperto il tesoro non può avere esitazioni o perplessità. Se ha dubbi e lascia passare il tempo, rischia di perdere tutto quello che ha trovato.
Non si può del resto mancare all'appuntamento che Dio ci propone. Non ci pensiamo, ma è vero. Non perdiamo gli appuntamenti che Lui ci propone. E ci sono. Del resto, non è chiesto di rinunciare a nulla, ma di convogliare tutti i nostri interessi verso quell'unico tesoro. Inoltre il tesoro non è ricevuto, non è incontrato, è comperato per essere rivenduto, no, ma per essere posseduto definitivamente come l'unica ricchezza della nostra vita. Proprio così avvenne con San Paolo, lo ricordate quest'uomo? San Paolo, il grande convertito di Gerusalemme, il fariseo fanatico per la legge di Mosè. Che cosa è avvenuto? Lui credeva che quella legge di Mosè fosse l'unico cammino di salvezza per tutti, ma non era così. Un giorno, sulla strada di Damasco, mentre arriva in città, mandato con il compito di imprigionare quelli che avrebbe incontrato della dottrina di Gesù, viene disarcionato dal suo cavallo e reso cieco da una luce grandiosa. Sente una voce allora che gli dice: Saulo, Saulo, perché mi perseguiti? E Saulo, senza sapere con chi parlava, domanda: Signore, chi sei? E lui risponde: sono quel Gesù che tu perseguiti. Va a Damasco, là ti diranno come dovrai comportarti. Paolo capisce che sta combattendo contro Dio, ha sbagliato tutto e a partire da quel momento si dichiara discepolo di Gesù. E sappiamo chi è Paolo, il grande innamorato di Cristo, il grande missionario della Chiesa dei primi tempi. Ricolmo di consolazione e di commozione. Poi, più tardi, Paolo scriverà ai suoi fratelli di Filippi in questo modo, bellissimo: di fronte alla sublimità della conoscenza di Cristo, mio Signore, ho lasciato perdere tutto. E Paolo era ben collocato a Gerusalemme e considero spazzatura tutto, ogni cosa, pur di guadagnare Cristo. Così parlano gli innamorati. Un simile cambiamento per noi che ricordiamo questi fatti sono motivo di stupore, di ammirazione. La seconda parabola, una parolina solo, per la preziosa, che è considerata una parabola gemella alla prima perché contiene lo stesso messaggio. Si verificano solo alcuni aspetti differenti. Protagonista della parabola seconda non è un contadino, è un commerciante che conosce quel mestiere, un commerciante di perle,
che cerca compassione, una perla che lui conosce e che non riesce a trovare, e finalmente la incontra. La gioia non si misura. Conclusione, miei fratelli. Sono due parabole che Matteo ha messo insieme, ma si completano perché presentano due aspetti. Allora, il dono della salvezza che il Padre offre con gratuità a tutti i suoi figli riguarda la prima parabola, la gratuità del Padre che dona salvezza a tutti gli uomini. Ma la seconda parabola ci dice del mercante che con passione cerca. L'uomo ha bisogno, per raggiungere il dono di Dio, anche di esprimere la sua libertà. Perché? Perché Dio non è come noi. Dio non compie niente contro la nostra volontà. Ci credete? Dio non è mai contro la nostra volontà. E Agostino, che aveva una bella esperienza di questo travaglio interiore, dice: ricordatevi, Dio ci ha voluti, ci ha creato, ci ha amati, ci ha immersi nella vita senza domandarci il nostro volere. Non ci ha chiesto se lo volevamo, ma Dio, quel Dio, non ci salverà senza la nostra volontà, se noi non lo vorremo. E allora, miei fratelli, se questo è vero, ciascuno di noi deve fare i suoi conti, no? Ecco. Facciamo la professione di fede. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, unigenito Figlio di Dio, Dio da Dio, luce da luce, Dio non creato, della stessa sostanza del Padre. Fu pure crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Siede alla destra del Padre, di nuovo verrà nella gloria. I vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, professo un solo battesimo per il perdono e aspetto la risurrezione dei morti. Fratelli e sorelle, rivolgiamo a Dio Padre perché ci aiuti a riconoscere i Suoi doni, ci dia la coerenza necessaria per fare dell'incontro col Signore Gesù il tesoro più grande della nostra vita.
Donaci, o Signore, la sapienza del cuore. Per la Chiesa, illuminata dallo Spirito Santo, impari a pregare il Padre con la sapienza che viene dall'alto e mostri al mondo il vero culto di Dio, Padre buono. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i responsabili delle nazioni, nel prendere decisioni per i popoli loro affidati, si lascino guidare dalla vera sapienza e non dalla bramosia del potere. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i malati e i sofferenti nel corpo e nello spirito, trovino nella preghiera forza e consolazione e attingano sempre il tesoro dell'amore di Dio. Preghiamo. Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Per i nonni, il Signore li colmi di gioia e salute e li accompagni con la sua benedizione, rendendoli testimoni di vita e speranza. Trovino nei santi Gioacchino e Anna, loro patroni, sostegno e conforto. Preghiamo. Per noi qui riuniti in questa celebrazione eucaristica, il Signore ci doni un cuore docile e sapiente, capace di riconoscerlo come l'unico e vero bene. Preghiamo. Ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Donaci un cuore docile e sapiente per comprendere i misteri del tuo regno e vivere nella tua luce, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Come pentiti accolgi, Signore, ti sia gradito il nostro sacrificio, che oggi si compie dinanzi a te. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Accetta, Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo Spirito, operante nei santi misteri, santifichi la nostra vita presente, ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Signore, sia con voi. In alto i nostri cuori.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Veramente cosa buona, giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce, ci ha liberati dalla morte eterna, con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, con gli angeli santi, proclamiamo insieme la tua gloria. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie e lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete, bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. È mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, calice della salvezza, ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte, ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Riccardo, i presbiteri, i diaconi, i tuoi consacrati
il tuo popolo santo. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle addormentati nella speranza della risurrezione. Nella tua misericordia ricordati di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, i martiri e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ora ricordiamoci che abbiamo un Padre che ci conosce, ci vuole bene. Padre nostro che sei nei cieli, canti il tuo nome, la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi, come anche noi li rimettiamo ai nostri, e non abbandonarci. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia con tutti voi. Diamoci un segno di pace. Pace con te. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. I peccati del mondo. Agnello di Dio, che togli i peccati. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Corpo e sangue di Cristo mi guardino per la vita eterna. Il canto numero 46.
Annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno di pace e di giustizia, regno di vita e verità. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno d'amore e di grazia, regno che già nei nostri cuori. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno che soffre la violenza, regno in cammino verso il cielo. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Regno che dura eternamente, regno che al Padre giungerà. Il tuo regno, Signor, il tuo regno. Annunceremo il tuo regno, Signor, il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Preghiamo. Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza, per Cristo nostro Signore. C'è un avviso che probabilmente può servire a qualcuno, il resto lo trovate scritto là fuori, nella bacheca. Si ricorda, così descrive il rettore del santuario, si ricorda che la comunità dei frati ogni giorno si ritrova per la preghiera delle lodi al mattino alle 7:30 e per il vespero alle 18:40. Che cosa serve questo avviso? Perché qualcuno che vuole partecipare è benvenuto, È benvenuto. Se non volete, ma c'è posto per tutti, il santuario è grande. Poi oggi, miei fratelli, non è scritto qui negli avvisi, ma mi sorprende. Oggi ricordiamo il desiderio di Papa Francesco. Oggi celebriamo la 6ª giornata dei nonni, degli anziani come me. Questa gente è preziosa, non buttiamola via, anzi, diciamo loro che sono preziosi e abbiamo bisogno di loro. Preghiamo oggi per loro perché vivano questo tempo con dignità e con grandezza. Non sono gente in più in famiglia, sono colonne, sono, come dicevano i miei africani, la biblioteca che non brucia. Allora, buona festa a tanti di noi e anche a me. Siamo tutti un po' nonni. Il Signore ci aiuti. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Messa è finita, andiamo in pace. Signore, conceda a tutti una bella domenica. Il numero 43. Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia, andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
Sia lodato Gesù Cristo e ciao a tutti. Eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno domenica 26 luglio, Santi Gioacchino